Buongiorno, un saluto a tutti. Partiamo analizzando un attimino l'andamento delle precipitazioni, visto che è stato un problema grosso soprattutto nello scorso anno. Io parto da questa visualizzazione che spero riusciate a vedere, per dire che abbiamo avuto un problema di carenza di precipitazioni che è iniziato da febbraio del 2021. Vedete, abbiamo una sequenza di 28 mesi con 19 mesi che evidenziano un deficit rispetto alla media trentennale. Solo 7 mesi sono sopra la media e 2 mesi sono in media, per cui c'è una situazione di lungo periodo di carenza di precipitazioni che dobbiamo comunque ricordare perché influisce sul bilancio generale, anche se nell'ultima fase la situazione sembra un po' migliorare. Ricordiamoci anche che il 2022 è stato l'anno più secco e più caldo dell'ultimo trentennio, per cui partiamo da una situazione termo-pluviometrica che è stata veramente particolare nello scorso anno. Se facciamo un attimino di bilancio a livello di anno idrologico che inizia a ottobre 2022 a maggio, il periodo ottobre-maggio, vediamo che siamo ancora un pochino sotto media con le precipitazioni. Sono caduti mediamente sul Veneto 590 mm, mancano all'appello 130 mm. Vedete anche guardando la carta però che la situazione non è omogenea. Siamo in presenza già negli ultimi mesi di una situazione di eventi intanto localizzati sulla pianura meridionale, ma anche eventi che hanno caratteristiche temporalesche, per cui tutto quello che io dico è medio, ma in alcuni casi non è vero, perché localmente la situazione ha avuto degli andamenti molto particolari. Vedete anche in questa mappa che il Veneto meridionale addirittura ha un surplus pluviometrico, mentre il settore montano ha una carenza, tutte le prealpi, ma poi anche il settore alpino, ha una carenza del 30% delle precipitazioni. Se scorriamo velocemente la situazione, diciamo, di quest'anno idrologico, partiamo da un autunno con un ottobre meno 83%, veramente poco piovoso, un novembre che meno 20%, manifesta una situazione dove sulla pianura tutto sommato le precipitazioni erano anche superiori alla media, poi avvicinandoci all'alta pianura e ancor più alla zona montana abbiamo un deficit pluviometrico, quindi abbiamo delle situazioni notevolmente differenziate e dicembre invece, ecco, questo ha presentato precipitazioni sopra la media assieme a gennaio, dove perlomeno in pianura le precipitazioni sono state buone. È un mese poco piovoso, però purtroppo. C'è stata anche presenza di nevicate in montagna, ma ricordiamoci che comunque questi 2 mesi, dicembre e gennaio, avevano anche temperature molto sopra la media, per cui anche la riserva idrica data dalla neve non è stata particolarmente abbondante. Febbraio meno 96% vuol dire che non è piovuto sostanzialmente, sono condensazioni da nebbia e rugiada, per cui febbraio, per carità, mese poco piovoso, ma non è piovuto per nulla. Marzo meno 43%, è piovuto 2 giorni, verso la fine del mese è piovuto 2 giorni. Vedete anche qui che il deficit pluviometrico è particolarmente marcato proprio sulle prealpi, che sono la zona più piovosa della nostra regione, mentre appunto sulla pianura il deficit si assesta sui 20-30 mm sotto la media. Focalizziamo sulla primavera, diciamo, sull'inizio dell'attività vegetativa. Allora qui ho riportato alla vostra sinistra le precipitazioni mensili di aprile in millimetri e a destra la differenza con la media. È piovuto, siamo leggermente sotto la media, ancora ripeto, soprattutto
nella fascia pedemontana e vedete anche nel Trevigiano dove mancano 30-50 mm rispetto alla media. In maggio abbiamo recuperato, maggio visto a livello regionale ha un più 50% rispetto alla media. Vedete però che le precipitazioni risultano anche qui concentrate nella pianura e nella pianura meridionale. I bacini della pianura, per i bacini della pianura meridionale, l'area del Po, del delta del Po e del Fissero Tartaro Canal Bianco, questo maggio è il maggio più piovoso del trentennio. Un po' sotto, beh, abbiamo avuto allagamenti anche nella pianura meridionale, ma in Emilia-Romagna abbiamo avuto quello che tutti conoscete. Notate che ancora abbiamo questa situazione sulla regione dove tutto sommato sulle prealpi le precipitazioni sono quasi sotto la media. Un aspetto particolare che notiamo in questo periodo è che mentre siamo abituati in questa stagione a avere dei flussi di aria perturbata, diciamo da sud genericamente, che impattano sulle prealpi e scaricano acqua, in questo caso noi assistiamo molto spesso a flussi perturbati che vengono da est o da nord-est, per cui tendono a impattare verso l'Appennino rotando e molto meno sulle prealpi. E questa è una caratteristica di questo periodo che ci colpisce come meteorologi. E questa è la situazione fino al 21 giugno, ma non è cambiato niente fino al 22 giugno. Anche qui siamo praticamente nella media come precipitazioni di giugno, mancano ancora alcuni giorni. Oggi pomeriggio sono previsti dei temporali, speriamo bene perché le temperature sono elevate, quindi anche la possibilità di avere fenomeni intensi. Vedete la irregolare distribuzione tipica delle situazioni temporalesche. Nella prima metà del mese ha piovuto anche frequentemente, ma la distribuzione delle precipitazioni è estremamente irregolare. Vedete, a Valdobbiadene ne sono caduti 100 mm, a Conegliano 65, a Montebelluna un po' più in là ne sono caduti addirittura 180, vedete Breganze 100 mm, Brendola 40. Abbiamo poi la zona dei colli che è rimasta con 13-15 mm, per cui sì, io vi dico che le precipitazioni sono nella media, ma è importante tenere sempre conto che in realtà ci sono grosse differenze locali. Questa è una visualizzazione facendo un po' di bilancio, l'abbiamo fatta partire dal 1° di dicembre, la linea nera grossa vi dà l'idea dell'accumulata, mentre la linea tratteggiata verde che differenzia il marrone dall'azzurrino è la media trentennale. Vedete che il bilancio a Conegliano non è male di questo periodo, il bilancio pluviometrico, ed è basato su apporti sopra la media, ecco, di dicembre e della prima parte di gennaio. Poi vedete c'è una fase di assenza quasi di precipitazioni di 61 giorni tra il 24 gennaio e il 25 marzo, c'è proprio una fase con pochissimi apporti, e poi c'è una fase di ripresa delle precipitazioni in aprile e soprattutto in maggio e nella prima parte di giugno. E con notevoli differenze, vi dicevo, perché qui notate siamo un pelo sotto la media, però se ci portiamo verso sud nella pianura, questa è Legnaro, vedete che la linea nera grossa è sopra la media, per cui abbiamo notevoli differenze proprio locali con apporti maggiori spostandoci verso sud. Analizzando un pochino le temperature, questo è il solito grafico che mostra ormai tutti gli anni, che parte da ottobre, rappresenta i dati per decade e quelli che sono graficati sono proprio dati giornalieri di temperatura media. Vedete qui gli aspetti, diciamo, più interessanti sono intanto un ottobre e novembre
molto caldi, temperature stabilmente sopra la media. Ottobre è stato l'ottobre più caldo dell'ultimo trentennio, questo poi a completamento di questo anno 2022 che, ripeto, è stato il più caldo degli ultimi 30 anni, per cui fase molto calda. Ancora tra dicembre e gennaio abbiamo una fase con temperature notevolmente sopra la media e poi troviamo un po' di oscillazioni, troviamo una fase un po' fredda in febbraio e troviamo un marzo con temperature quasi stabilmente sopra la media e poi un aprile e maggio con ampie oscillazioni che andiamo a vedere un pochino meglio qui con le successive slide. Dove sono? Qui. L'inverno, inteso come mesi di dicembre, gennaio, febbraio, come vi dicevo, è stato caldo. Soprattutto, vedete, l'ultima decade di dicembre, la prima decade di gennaio, avevano temperature medie di 3-4 gradi sopra la media. Nel complesso è stato un inverno tra i più caldi, non certo il più caldo, ma è stato un inverno tra i più caldi. Andiamo alla prossima. Marzo, il mese di marzo, dove l'ho perso? Qui. Aiuto, scusate, ma sto procedendo con una modalità un po' barbara di presentazione. Il mese di marzo è stato caldo, soprattutto la prima e la terza decade di marzo sono stati caldi e le temperature del mese risultano sopra la media, anche se non rappresentano certo un caso eccezionale. Aprile è stato fresco, soprattutto nella fase iniziale, vedete, presenta temperature notevolmente sotto la media e nel complesso è risultato un mese fresco. Qui i primi giorni di aprile abbiamo registrato anche delle gelate in pianura. Vedete le parti della pianura, perché in montagna non costituiscono un caso particolare, ma vedete le parti azzurrine nella pianura, il 5 aprile, soprattutto nella zona est, nel Trevigiano, e il 6 aprile, soprattutto nella parte meridionale della pianura. Vedete, in alcune località vengono raggiunti anche i -2 gradi, tipo a Bagnolo di Po, o a Gaiarine, Villorba, Colognola ai Colli, vengono quindi registrate a 2 metri dal suolo delle minime sotto zero, che vuol dire che vicino al terreno si sono registrati valori anche superiori. Diamo un attimo un'occhiata di dettaglio all'andamento delle temperature di aprile e maggio, appunto. Alla vostra sinistra ho riportato anche l'andamento delle temperature massime e minime giornaliere, oltre che delle medie a destra. Anche qui è interessante vedere come le minime di aprile siano andate addirittura al di sotto del decimo percentile, quindi sono temperature molto basse nei giorni soprattutto 5 e 6, ed è interessante vedere come maggio abbia avuto un andamento molto oscillante, con soprattutto una fase centrale con temperature, vedete, soprattutto nelle massime, anche di 4 gradi inferiori alla media. Per cui abbiamo avuto questa situazione. Non ho riportato le solite barrette verde perché con le oscillazioni vanno esattamente in media, per cui non è significativo, ma in realtà maggio ha una fase centrale fredda, soprattutto appunto per l'andamento delle temperature massime, e una fase iniziale e soprattutto una fase finale, gli ultimi 10 giorni, che sono molto caldi, anche con temperature decisamente sopra la media. Vedete, sia nelle massime che nelle medie che nelle minime abbiamo 3 gradi sopra la media. E da ultimo, dove siamo? Mi perdo.
vediamo se andando avanti, andando in giù, e da ultimo c'è giugno. Guardate il grafico alla vostra destra, abbiamo avuto una prima decade sostanzialmente con un'ampia oscillazione, per cui le temperature in generale sono nella media, ma siamo passati da una fase calda a una fredda. La fase centrale del mese è sostanzialmente presenta delle oscillazioni sia nelle massime che delle minime attorno alla media, e solo negli ultimi giorni abbiamo assistito, con l'entrata dell'anticiclone africano, a un aumento delle temperature. Vedete che negli ultimi tre giorni sono andate anche a Conegliano, che è una località di collina, sono andate sopra i 30 gradi nelle massime e sopra i 20 gradi nelle minime. Voi sapete, è una situazione in cui le persone soffrono e forse anche le piante cominciano ad avere problemi di sofferenza. Ecco, le conclusioni sono quelle che vi ho detto. Tutto sommato abbiamo avuto una situazione appunto con andamenti termici abbastanza altalenanti e con precipitazioni che tutto sommato al momento, rispetto soprattutto agli andamenti degli anni precedenti, si avvicinano alla media, seppur con grandi differenze spaziali. Abbiamo avuto, adesso noi non riusciamo ad avere un quadro chiaro degli eventi temporaleschi, soprattutto delle grandinate. Non riusciamo tramite la nostra strumentazione a localizzarle. Sicuramente tra il 23 e il 25 aprile, per esempio, abbiamo avuto segnali di grandinate sul territorio e poi durante il mese di maggio si sono registrati anche i primissimi giorni di giugno vari fenomeni di allagamento, soprattutto nella pianura meridionale, ma non solo. Ecco, per cui abbiamo avuto anche i nostri fenomeni intensi, per cui come tutti gli anni abbiamo avuto il problema gelata, nonostante il riscaldamento globale, abbiamo avuto il problema delle grandinate, siamo passati da deficit ad eccessi delle precipitazioni. Per i prossimi giorni, oggi è una fase delicata, c'è un passaggio di una perturbazione, le temperature sono alte, il timore di eventi intensi c'è, e poi ci aspettano... Serve di fare 2 trattamenti in più, cioè questa è la logica, cioè la deroga non vuol dire ci no, aspettano facciamo un 4 paio di volte giorni, invece... 2 o 3 giorni di tempo stabile, con temperature che dovrebbero leggermente portarsi su valori medi, un po' sotto la media, quindi un po' di raffrescamento. E poi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Io vi ringrazio e cedo la parola. Grazie dottor Reck per il suo intervento molto esaustivo. Ricordo a chi si è collegato in corso dell'incontro di tenere sempre il microfono spento in modo da evitare rumori e voci che possono magari interferire e distrarre con i relatori. Cedo la parola a Patrick Marcuzzo del CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano per il suo intervento sullo stato vegetativo del vigneto aggiornato a oggi, ieri. A te, Patrick. Aggiornato a oggi, diciamo. Allora, condivido innanzi lo schermo, datemi un cenno che si veda. Tutto ok? Sì, si vede, sì, benissimo. Ok. Beh, innanzitutto buongiorno, ringrazio anche io Veneto Agricoltura e la Regione per permettermi di essere qui oggi e raccontarvi un po' qual è la situazione al momento del nostro vigneto, del vigneto Veneto, dando anche alcune, come titolo mia presentazione, come un po' solito anche fare, alcune prime indicazioni di produzione di quest'annata. Ringrazio Veneto Agricoltura e Regione, ma soprattutto il gruppo di lavoro che qui è elencato e che non smetterò mai di ringraziare, che è
bene diffuso nel territorio, come possiamo vedere da questa slide, che va a coprire un po' tutto l'areale viticolo veneto, tecnici di cantine, direttori di consorzio e direttori di consorzi di tutela, che mi hanno veramente aiutato nel redigere un questionario che quindi con le slide poi successive io andrò pian piano a farvi vedere per cercare un po' di dare un quadro della situazione odierna della nostra viticoltura. Ho pensato a questa presentazione come momento come un percorso, un po' come un percorso, lo stesso percorso che ha fatto la vite dalla ripresa vegetativa ad ora, e un po' anche io ho pensato di fare questa presentazione andando un po' a focalizzarmi su quelle che sono le varie tappe della vite che ci hanno portato fino ai giorni nostri, che siamo nella fase di allegagione già chiusa e ingrossamento dell'acino, per cercare di dare un pochettino il panorama della situazione odierna. Siccome il titolo della mia presentazione è anche dare un po' un'idea di quali sono le prossime prime ipotesi di resa produttiva, ho cercato anche di ripercorrere quali sono le cause che almeno fino ad oggi, fino al momento dell'ingrossamento dell'acino, fino alla fase che ci troviamo oggi, vanno ad influenzare su quella che è la produzione dell'uva. Quindi partendo dall'inizio, sicuramente la percentuale di germogliamento, quindi siamo andati un po' a indagare come è stato il germogliamento quest'anno rispetto alla media e alla passata stagione. La fertilità del gemme, quindi il numero di grappoli che si presentano per ogni gemma che è vegetata nelle nostre piante, com'è la produzione in funzione anche dell'annata precedente, com'è andata poi il periodo di fioritura di allegagione. E infine anche qualche domanda su quelle che sono l'incidenza, come abbiamo anche sentito prima l'assessore ci ricordava, nella precedente slide, nella precedente presentazione il dottor Reck, di quella che è l'influenza delle avversità biotiche e abiotiche della nata, che quindi hanno inciso su quello che è il potenziale produttivo del nostro vigneto veneto. Ho voluto nel questionario che ho mandato e che ringrazio ancora tutti quelli che mi hanno risposto, abbiamo chiesto qual è stato l'elemento che ha caratterizzato quest'annata nel 2023. È una domanda che mi piace fare per poter innanzitutto cogliere un pochettino quella che è il termometro della situazione da parte anche del mondo produttivo. Ecco, la maggior parte dei intervistati ci hanno ricordato gli eventi piovosi primaverili. Ho messo primaverili, ma in realtà abbiamo capito che, come ci ricordava giustamente Reck, è stato maggio il momento che ha piovuto un po' di più, anche se, come abbiamo visto, venivamo veramente da un periodo siccitoso, difatti addirittura 60 giorni circa di siccità, se non intervallata da qualche raro fenomeno piovoso, proprio che si è chiusa con la fine la metà di aprile, fine di aprile. Quindi anche ci hanno fatto giustamente notare anche la carenza idrica, la ripresa vegetativa è stato un elemento che ha in qualche maniera destato qualche preoccupazione tra i nostri tecnici e direttori. Abbiamo poi chiesto, ma questa carenza idrica ha in qualche maniera determinato dei germogliamenti difformi rispetto alla passata stagione? Ecco, nessuno, cioè tutti quanti ci hanno risposto dicendo guarda non c'è stata alcuna, non ravvisiamo alcuna differenza rispetto alla passata stagione. Alcune note però, soprattutto nella parte orientale della regione, abbiamo avuto un germogliamento difforme esclusivamente su vigneti caratterizzati da però uno stress idrico nel corso del 2022 che hanno avuto una qualche difficoltà nella nidificazione dei tralci. Di contro, dall'altra parte della regione, la parte occidentale, nel Veronese, vi fanno presente come quest'anno il germogliamento sia stato un pochettino più difforme, c'è stata un po' una certa scalarità nel germogliamento, c'è sempre una scalarità, ma quest'anno in maniera particolarmente accentuata, che però pian piano è andato poi a riequilibrarsi e risistemarsi come di consueto. Proprio a supporto di quanto abbiamo visto, quest'anno, qui vedete in alto a destra un'immagine del nostro ombraio di Susegana, abbiamo attuato una prova in ombraio, perché difficilmente è possibile, e anche memore di quanto era successo l'annata precedente 2022, che ce la ricordiamo sicuramente per la siccità e anche per una delle annate più calde degli ultimi 30 anni, come abbiamo sentito prima. Abbiamo impostato una prova invaso dove siamo andati a verificare
in funzione di due tesi, una tesi irrigata dove ha ricevuto prima del germogliamento una quantità di acqua quasi alla capacità di campo dei vasi quantomeno, con una tesi non irrigata, e nei vasi siamo andati poi a determinare quella che è stata la percentuale di germogliamento tra la tesi irrigata e la non irrigata, notando che di fatto non c'è stata una difformità nella percentuale di germogliamento tra le due piante in vaso, così come non c'è stata qui per ogni data, per ogni diversa data siamo andati a determinare anche la fase BBCH delle tesi irrigate e delle tesi non irrigate. Abbiamo visto come non c'è stata una differenza nemmeno nella comparsa, nella scalarità della fenologia della pianta, quindi quasi a testimoniare un po' quanto ci hanno riferito i nostri tecnici della regione, i nostri direttori. Questi sono un paio di immagini invece di piante in vaso irrigate e non irrigate alla data del 4 di aprile, che è in realtà un po' in anticipo rispetto al vigneto al vigneto classico. Come vedete, come nelle tesi irrigate e non irrigate, di fatto non ci sia una differenza nel momento del germogliamento. Ce lo ricordava prima anche Francesco, non solo lui, anche la dottoressa Liviero, che ultimamente la nostra regione è stata veramente toccata da una serie di importanti gelate primaverili nell'immediato recente. L'abbassamento termico, abbiamo sentito prima il dottor Eck, dei primi di aprile. Abbiamo chiesto quindi se le gelate di primavera hanno in qualche maniera intaccato la produzione di quest'anno. Ecco, tutti quanti gli intervistati ci hanno detto che non abbiamo avuto alcun tipo di perdita. I problemi sono stati solamente accusati i giovani impianti del 2023, che effettivamente avevano già germogliato ai primi di aprile, quindi dopo l'evento, l'abbassamento termico del 5 di aprile, ha avuto un danno, ma ripeto, solamente nei giovani impianti, che poi hanno comunque le gemme latenti, hanno di nuovo germogliato, e quindi di fatto è stato un danno limitato e comunque circoscritto solo ai nuovi impianti, soprattutto però per l'area più orientale della nostra regione, quindi il trevigiano e il veneziano, e anche la parte classica della DOCG del Prosecco. Eventi grandinigeni, anche qui addirittura più dell'80% degli intervistati non ci parla di alcun episodio grandinigeno, poco più del 10% degli intervistati lamenta qualche evento grandinigeno, in particolare nella zona dell'Aquila e del Basso Veronese e a confine tra le province di Vicenza e Padova. Non sapevo se far vedere questa slide, soprattutto anche in funzione di quanto ci ha detto prima Francesco. Insomma, speriamo che la perturbazione di oggi ci lasci un pochettino in pace, insomma. L'altro elemento chiaramente che va ad influire, se quanto abbiamo parlato finora sono gli eventi, le possibili cause abiotiche che vanno a deprimere il nostro potenziale produttivo, la fertilità potenziale, quindi il numero di grappoli per germoglio produttivo, è sicuramente l'elemento che ad oggi più di altri può andare a influenzare quello che è il potenziale produttivo. Quindi abbiamo chiesto per la maggior parte delle varietà di interesse del nostro territorio com'è la fertilità potenziale del nostro vigneto, quindi il numero di grappoli per gemma. Lo abbiamo chiesto. Dare un numero assoluto è abbastanza difficile, è molto più facile invece affrontarci a quello che è qualche annata, in particolare quella del 2022, che per noi è quella a noi più vicina. Quindi nel caso dello Chardonnay vedete come la maggior parte degli intervistati ravvisa una maggiore fertilità rispetto all'annata 2022, addirittura tutti gli intervistati del Pinot Grigio vedono una buona fertilità e maggiore rispetto al 2022. Lo stesso vale per le varietà cardine della Corvina e della Garganega, e lo stesso vale anche per la Glera. Volutamente non ho inserito delle percentuali di quant'è maggiore questa produzione, perché io credo che sia veramente prematuro e anche difficile andare ad indagare con numeri esatti, però quantomeno questo ci permette di dare una tendenza, una idea di come è
com'è la potenzialità del nostro vigneto. Ricordiamoci che la formazione, la differenziazione a fiore dei nostri grappoli in realtà è un processo lungo che ha ben 16 mesi di durata, che parte già adesso per l'anno futuro. Quindi queste gemme, che qua viene cerchiata in giallo, quindi la gemma, l'ascella della foglia, sui germogli in via di accrescimento quest'anno, all'interno di questa gemma c'è già un processo di differenziazione del primordio indifferenziato che può portare o a un fiore o a un viticcio. Quindi l'anno scorso, 2022, era iniziato questo processo, il quale in qualche maniera è la differenziazione a fiore o a viticcio è una funzione delle diverse temperature esterna. Quando questa temperatura è tra i 25 e i 30 gradi è la temperatura ottimale, perché all'interno della gemma i primordi si differenziano a grappolo, invece quando è al di sotto dei 20 gradi centigradi i primordi si differenziano a viticcio. Ci ricordiamo bene, l'abbiamo sentito prima anche come Rack ce l'ha ricordato, come le temperature, e ce lo ricordiamo bene anche noi, come le temperature l'anno scorso erano mediamente sopra la norma, e forse questo ha sicuramente contribuito, ha aiutato in questo processo di differenziazione a grappolo. Ricordo che la temperatura è solo un termometro, in realtà le cause sono ancora non del tutto chiare, però sembrerebbe che in raggi di temperatura dai 20 ai 30 gradi centigradi siano quello ottimale per la pianta per la produzione dell'ormone delle citochine, che è quello che è fondamentale per la differenziazione a fiore dei grappoli. Al di sotto dei 20 gradi centigradi invece sono le gibberelline, gli ormoni più sintetizzati della pianta, che quindi in realtà sono gli ormoni della crescita vegetativa, e quindi in qualche maniera vanno a contrastare il fenomeno di differenziazione a fiore. Quindi quanto in realtà hanno rilevato quanto ha rilevato la nostra rete di tecnici e direttori nel territorio è in realtà anche viene un po' ci viene un po' in aiuto la conoscenza della fisiologia della pianta, viene a supporto di quanto loro hanno visto, e quindi ci aiuta a dare un quadro un pochettino più ampio e più corretto della situazione odierna. Chiudo questa breve parentesi sul processo di differenziazione proprio per farvi vedere questa la sezione longitudinale di una gemma ibernante nel mese di ottobre. Questa è la gemma che è stata tagliata. Vedete che già qua nella gemma abbiamo le strutture, quindi la gemma primaria, secondaria e terziaria. All'interno della gemma primaria possiamo già vedere il primordio dell'infiorescenza o il primordio fogliare, proprio per dare un pochettino un quadro e una situazione di qual è il processo di differenziazione a fiore della gemma. Abbiamo anche chiesto com'era la vegetazione del nostro vigneto. Il 50% degli intervistati ci ricordano che c'è una presenza di qualche giallume. Parlo di giallumi di fisiopatie imputabili a fattori ambientali, non parlo di giallumi da flavescenza, che chi mi seguirà poi darà un quadro sicuramente ampio e completo della situazione. Comunque sono giallumi che in qualche maniera sono figli della situazione di questi sbalzi termici, questi abbassamenti termici del mese di maggio, di queste piogge, ma sono attualmente oggi in via di risoluzione. La fioritura, questa è la fioritura per le 5 varietà maggiormente presenti nel nostro territorio. La fioritura è venuta a cavallo alla fine di maggio per la maggior parte delle varietà. L'ultima è stata la garganega intorno al 7 di giugno. Infine abbiamo anche chiesto, proprio per essere un po' più precisi e per dare anche un quadro produttivo, abbiamo chiesto com'è stata la fioritura quest'anno, se è venuta con buone o non buone condizioni meteorologiche, e qui c'è stata una risposta abbastanza divisa tra gli intervistati, però l'80% circa ci ricorda che quest'anno nota una percentuale di allegagione, quindi di trasformazione di fiori in frutti superiore rispetto all'annata del 2022. Quindi un altro indicatore che ci permette di dire come molto probabilmente il potenziale produttivo di quest'anno è su livelli superiori a quelli dell'anno scorso e buono.
Infine una nota sulla pulizia dei grappoli, sempre importante, visto che ormai la legagione è fatta. E anche qui la maggior parte dei interessati in realtà nota come questa inferiore, cioè i grappoli si presentano rispetto all'anno scorso un pochettino più, gli abbozzi fiorali dei grappoli si presentano un pochettino, in maniera un pochettino più importante rispetto al 2022. Qual è la causa di questi abbozzi fiorali? Beh, naturalmente il fatto di avere questi abbozzi fiorali è un importante termometro su quella che è poi la sensibilità, in particolare per la varietà grappulo compatto nella gestione della botryite della muffa grigia e le cause di questa mancata pulizia sono imputabili un po' all'aumento delle temperature che abbiamo visto ad aprile e a fine maggio, dove abbiamo avuto un accrescimento dei grappoli della vegetazione con una conseguenza di rendere più difficoltosa la pulizia dei grappoli dagli abbozzi fiorali e in più anche un restringimento della finestra temporale di intervento con le defoliatrici pneumatiche, che è un valido supporto per la pulizia del grappolo, in particolare per tutte quelle uve che saranno poi destinate alla passiva. Per quanto riguarda le malattie fungine, l'abbiamo qualche nota ce l'ha ricordata anche l'assessore, è stato un anno abbastanza difficile per la peronospora, una discreta pressione, ma fortunatamente la situazione oggi è sotto controllo, maggiore difficoltà per le aree a conduzione biologica e dove la pressione di malattia è elevata. Situazioni in queste situazioni, in alcune di queste situazioni si è già arrivati o si sta arrivando alla soglia dei 4 kg ettaro di rame. L'oidio, manifestazione di alcuni focolai, però solo in alcune aree e nelle varietà maggiormente suscettibili. Mi fa notare che le preoccupazioni maggiori sono per quelle aziende che hanno utilizzato al momento solamente dei prodotti di copertura. Sull'oidio noi come CREA abbiamo fatto un buon lavoro assieme alla Regione Veneto, che magari vi invito anche di andarlo a vedere nel portale della Regione per dare a sostegno delle prossime attività di difesa dei viticoltori. Chiudo con quest'ultima slide. E la domanda è: abbiamo capito che la produzione si attesta su buoni quantitativi per due motivazioni, un po' la fertilità, la buona anche percentuale di legagione e anche l'assenza di quelle problematiche che sono state ricordate e che comunque abbiamo avuto negli ultimi anni, come le gelate e gli eventi grandinigeni che avevano veramente colpito ampie aree. Ci chiediamo solamente ora quando andremo a vendemmiare. Questo è un grafico che riporta una storicità valutata all'interno del nostro campo catalogo di Susegana del CREA. Dunque nell'asse verticale abbiamo una serie di periodi storici, quindi i periodi prima del 90, tra 90 e 2000, due annate particolari dal punto di vista meteorologico, 2022 e 2023. Questa barra va a intercettare quella che è le barre bianche rappresentano il periodo che va da inizio d'anno fino al momento del germogliamento, la barra verde dal germogliamento alla fioritura, la gialla dalla fioritura all'invaiatura e poi infioritura e raccolta. Questa barra rossa va ad intercettare il momento della media storica, del momento della fioritura, e vedete come quest'anno, il 2023, ci ritroviamo qualche giorno in ritardo rispetto alla media storica e comunque rispetto invece all'annata dell'anno scorso abbiamo circa 4-5 giorni di ritardo. Questa è un po' la situazione del nostro campo catalogo. Sulla base di questo, quando possiamo dire la vendemmia sarà più o meno a ridosso dell'ultima settimana di agosto per le varietà precoci e poi via via a scalare tutte le altre, quindi 23 agosto per la parte centrale della nostra regione, che è sempre un certo anticipo fenologico, in particolare mi riferisco alla parte della provincia di Vicenza, e magari anche per tutti quei vigneti che, soprattutto a causa della non corretta pulizia dei grappoli, possono lamentare qualche problema di sanità delle uve o dei vigneti giovani, e poi pian piano gli ultimi 5 giorni del mese di agosto, secondo me, sono quelli nei quali inizierà la vera e propria vendemmia in regione per le varietà precoci e poi via via tutte le altre.
Questa è la mia ultima slide e vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola di nuovo a Renzo. Grazie Patrick, anche per la tua presentazione dettagliata e precisa e anche per il rispetto dei tempi. Vista l'ultima slide, a questo punto io posso quasi già anticipare che probabilmente il secondo incontro del Trittico sarà prima del 23 agosto, in modo da essere puntuali con le previsioni vendemmiali. E adesso, conclusa questa prima parte diciamo tradizionale con i dati meteorologici, climatici e sullo stato vegetativo del vigneto, diciamo, entriamo in quel focus di approfondimento che è stato scelto quest'anno sulla flavescenza dorata, per cui darei subito la parola al mio collega della regione Sergio Carraro dell'unità organizzativa fitosanitario per una prima introduzione del tema con gli ultimi aggiornamenti normativi e sul quanto è stato messo in campo e si sta mettendo in campo per contrastare la criticità. A te Sergio. Grazie, ciao Renzo, ciao Stefano ed Alessandra e buongiorno a tutti gli auditori. Allora facciamo una prova di condivisione prima. Anch'io ho delle slide per cercare di rimanere all'interno del tempo, per schiacciare praticamente la mia parte all'interno di questa decina di minuti, 10-15 minuti insomma. Allora, il compito che mi è stato assegnato appunto è quello di portare le novità in materia normativa e quello che si sta succedendo nel campo in questo momento. Presento questa relazione anche a nome del mio direttore Lucio Della Bianca che ci sta seguendo. Partiamo subito con l'elemento saliente. E cioè se le puoi mettere in proiezione. Hai ragione, scusami. Allora, presentazione, eccola qua. Ci siamo? Tutto a posto? Bene. Allora, dicevo, partiamo subito con l'elemento cardine dell'aspetto normativo, e cioè di fatto il decreto di lotta obbligatoria. Decreto di lotta obbligatoria che contiene delle misure rafforzate in quest'anno rispetto a quelle dello scorso. È uscito tardi, è uscito verso la fine del mese di maggio, ce ne scusiamo evidentemente, ma il motivo c'era tutto. Assieme agli altri servizi fitosanitari e al servizio fitosanitario centrale abbiamo lavorato intensamente nei mesi precedenti per predisporre l'ordinanza nazionale, la nuova ordinanza che andrà a sostituire il vecchio decreto del 2000, ormai vetusto in ragione anche della regolamentazione comunitaria uscita nel frattempo. L'ordinanza non è ancora disponibile, ma abbiamo preso quelle che sono le misure più significative di aggiornamento e le abbiamo già incluse nelle more, appunto come si usa dire, dell'approvazione dell'atto, le abbiamo già incluse nel nostro decreto. Questo è stato il motivo per cui siamo arrivati un po' più tardi, ma comunque in tempo. Allora, le novità salienti sono la definizione della cosiddetta area delimitata, che adesso si chiama area delimitata in eradicazione, ai sensi del decreto legislativo 19 del 2021, che adesso vi descrivo. Cosa vuol dire area delimitata in eradicazione? Bene, è una definizione che viene data quando si cerca di estirpare, sarebbe il termine, di eliminare comunque sia l'organismo nocivo, da quarantena in questo caso, dal territorio dove è stato trovato. È una, diciamo, una definizione che viene riservata a adozioni di misure particolarmente drastiche, come vediamo, come ormai ci siamo già abituati a utilizzare, ancora più drastiche quelle di quest'anno, appunto nell'intento di abbassare, speriamo anche di eradicarla, non ci siamo riusciti finora, quindi sarà difficile, ma comunque sia, l'impegno c'è tutto, come ben sapete. Gli elementi che contraddistinguono l'area delimitata sono la zona cuscinetto e la zona infestata. La zona infestata è questa qui in giallo ocra che vedete, prende praticamente tutta l'area abitata del Veneto e quindi diciamo l'area si è aumentata significativamente rispetto allo scorso anno da questo punto di vista, mentre l'area cuscinetto, che è la zona che sta attorno, di fatto che circoscrive l'area infestata, l'abbiamo riservata di fatto solamente alla zona montana o comunque a tutti i comuni, compreso quelli del Polesine che vediamo sotto e alla parte sud-occidentale della provincia di Verona, dove la superficie abitata per ambito comunale è inferiore ai 5 ettari.
Le misure che sono state adottate quest'anno prevedono appunto un rafforzamento. Sostanzialmente da un punto di vista dei trattamenti insetticidi cambia poco. 2 trattamenti nella zona infestata come avevamo lo scorso anno e 3 in bio. Nella zona di cuscinetto, diciamo, di controllo, un trattamento in convenzionale e 2 in bio. L'elemento fondamentale comunque rimane anche per quanto riguarda i trattamenti, per quanto riguarda i campi di piante madri barbatellai, quindi tutto il materiale destinato al vivaismo ha delle misure ulteriormente rafforzate, sono previsti almeno 3 interventi insetticidi. Al di là di quello che è diciamo, la lotta nei confronti del vettore, il perno di tutta la nostra azione è rivolta a partire praticamente dall'eliminazione delle fonti di inoculo, cioè praticamente l'eliminazione delle piante sintomatiche. Quindi tutti i conduttori di piante di vite nel territorio regionale devono estirpare prontamente o capitozzare via transitoria. Questo è l'aggiornamento più sostanzioso dello scorso anno. Chi lo ricorderà, lo scorso anno avevamo riportato l'eliminazione della vegetazione sintomatica e o eventualmente la capitozzatura e l'estirpazione obbligatoria comunque sia durante il periodo invernale. Quest'anno sparisce la definizione di eliminazione della vegetazione. Si capitozza in via transitoria, oppure si estirpa direttamente o si estirpa alla fine dell'inverno. Sradicare tempestivamente tutte le piante del genere Vitis in stato di abbandono e gli ex vigneti inselvatichiti. Questa è una misura che riprenderemo immediatamente dopo. Le misure sono state rafforzate non sono state rafforzate le misure, ma anche le sanzioni. Accanto a quella amministrativa classica fitosanitaria da 1.000 a 6.000 euro per chi non adempie, ci sono queste 2 citazioni all'interno del decreto con la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni. Qui si va a incidere anche su tutti i bandi OCM che sappiamo essere abbastanza dotati in termini finanziari. C'è anche diciamo, delle misure che vanno a limitare la potenzialità produttiva della superficie evitata interessata fino all'adempimento. Insomma, chi non mette in pratica le misure che sono state stabilite, gli si blocca anche la produzione, allora non la si può rivendicare. Sono misure chiaramente molto pesanti. Misure particolarmente pesanti le abbiamo riservate a quello che non ha ragione di esistere attualmente, visto la fase di emergenza flavescenza dorata, e cioè i vigneti abbandonati o con alta incidenza. Queste situazioni che vedete qui documentate a livello fotografico sono delle situazioni che devono sparire letteralmente. Trova spazio molto dettagliato anche all'interno del decreto di lotta obbligatoria. Devo dire che questa procedura, che questa diciamo, iniziativa l'avevamo già iniziata noi in Regione nel 2022. Era una procedura, non era collegata diciamo, con il provvedimento nazionale, adesso troverà spazio anche da un punto di vista normativo. Di fatto lo scorso anno, e qui approfitto per darvi anche dei numeri, vista l'azione anche importante che è stata svolta grazie alla collaborazione con Avepa, e mi piace ricordare anche la collaborazione molto attiva che è stata sostenuta dal consorzio del Prosecco DOC, del DOCG e del consorzio del Soave, che sono stati particolarmente attivi nel collaborare a segnalarci queste situazioni presenti nel territorio e che ci hanno dato modo appunto di costruire e di fare le istruttorie in tempi ragionevoli, considerate sempre che sono 100.000 ettari quelli che sono in Veneto, e insomma in buona sostanza 318 sono i casi che abbiamo esaminato. Su questi 237 sono le istruttorie che hanno avuto come esito un'ordinanza di estirpo, quindi casi accertati a cui sono seguiti delle ordinanze, di cui attualmente 33 sono, di tutte queste 237, non sono state evase e quindi destinate a sanzione. Purtroppo l'85% di queste 83 sono situazioni difficili, diciamo così, situazioni nel quale gli eredi hanno rifiutato l'eredità, appezzamenti appartenenti a società fallite, quindi liquidazione, bloccate, a persone che non si trovano, non si capisce dove siano andate a finire. In alcune in particolare di queste situazioni l'unica possibilità concreta che ci sarà solo quella di intervenire in modalità coatta.
modalità che è prevista a decreto. Accanto a questi elementi abbiamo rafforzato il monitoraggio regionale. Questo è il nostro, diciamo, il nostro modo di osservare efficiente quanto succede in regione, nel territorio, di tastare il polso. Qui abbiamo una nostra rete che è già stata piantata in un modo consistente lo scorso anno con 134 vigneti, quest'anno diventano 150. Abbiamo 11 tecnici rilevatori ad incarico che operano. Questi vigneti, pardon, sono stati selezionati grazie alla collaborazione con gli organismi dei produttori, quindi cantine e consorzi, e appunto ci consentono di avere, come potete notare da tutti quei pallini colorati che sono lì presenti sulla cartina, di avere una sensazione di cosa sta succedendo in merito soprattutto alla densità dello Scaphoideus titanus, inteso sia come forme giovanili che adulti. Partiamo con i rilievi dai primi di giugno e arriviamo fino alla a metà di ottobre. Rileviamo i trattamenti che sono eseguiti in queste aziende, e qui permettetemi di ringraziare le aziende che collaborano a livello di studio, chiaramente, per quanto riguarda questi elementi, che ci consentono di capire cosa effettivamente viene fatto e cosa può essere migliorato e diciamo così, nella strategia di lotta da fare e con i risultati che ne derivano, ma anche dati sulla diffusione della malattia. Questi sono i primi elementi, i primi elementi acquisiti. Scusate che mi levo sta barra qua sopra che è proprio in mezzo, adesso però non riesco a cavarla. Com'è che si fa a cavare la barra qui? Vabbè, la teniamo a metà via, vediamo. Bene. Allora, questi sono i primi elementi ricavati quest'anno. Quindi, prime sensazioni. Vi raccomando di non considerare le conclusioni, sono appunto i primi elementi. Abbiamo iniziato con i rilievi i primi di giugno e questi sono semplicemente dei riscontri in questo momento. Allora, le prime cose rilevate sul territorio: minor presenza di gellumi, ne accennava prima anche il mio assessore, se non ricordo male. Questa è una cosa abbastanza naturale, vorrei dire, e positiva ovviamente, per il semplice motivo che l'opera di convincimento che stiamo portando avanti anche attraverso le misure di lotta obbligatoria evidentemente sta cominciando a dare i frutti. Se le piante ammalate lo scorso anno sono state estirpate non le vediamo più, quindi non notiamo una diffusa presenza come negli anni precedenti. Però cautela, stiamo parlando di manifestazioni, quelle di questa parte di stagione, che sono le manifestazioni legate alle infezioni dello scorso anno. Da qui in avanti si apre la stagione, diciamo, 2023, quindi stiamo a vedere. Altro elemento che è comparso a livello di monitoraggio del vettore, che le popolazioni di Scaphoideus sono mediamente basse e le schiuse sono più scalari del solito. Vi propongo qui due grafici, uno dell'Alto Trevigiano e uno della Valpolicella, vi spiego il perché. Allora, concentriamoci un attimo su questo dato, che vedete la freccia che si muove. Dato del 2023, Alto Trevigiano, meccanismo di conteggio delle presenze di scafoide, modello DIVAPRA, quindi un modello che stabilisce la densità per vigneto, modello matematico. Dunque, le presenze di quest'anno su 38 vigneti nell'Alto Trevigiano identificano una presenza di 0,22 individui per pianta. Se guardiamo allo scorso anno, con 23 vigneti presi in esame, era 0,88, l'anno prima ancora 1,71. Fermiamoci un attimo, passiamo a quello sottostante, Valpolicella. Situazione di quest'anno più o meno simile. Non ho il dato del 2021 perché non avevamo ancora rilievi in quell'anno. 0,44 nel 2023, 14 vigneti, nel 2022 2,26. A vederli così, raffrontati e paragonati con gli anni precedenti, verrebbe a dire, ah bene, qui la lotta insetticida sta funzionando. Nel 2021 si era cominciato, già insomma si stava mettendo. Sto parlando dell'Alto Trevigiano, un comprensorio dove la difesa insetticida insomma viene attuata e viene attuata in modo anche deciso, intenso, anche più di quanto noi andiamo a indicare con la lotta obbligatoria. Quindi come tale, diciamo, l'abbattimento delle popolazioni è evidente.
ma lì sono stati fatti i trattamenti insetticidi. Nel Valpolicella no. Queste aziende non hanno fatto nessun trattamento insetticida. Non sto parlando di un insetticida verso lo scafoide, verso le cicaline. Come sapete, il Valpolicella è un comprensorio tra quelli fortunati che la flavescenza, tutto sommato, comincia a vederla ora, ma finora non ha mai avuto problemi. Quindi non c'era neanche motivo di andare a fare dei trattamenti contro un insetto che semplicemente è un insetto, ma non era un vettore, perché lì il problema non c'era. Allora, se il calo che noi vediamo qua c'è stato anche in Valpolicella, viene più da pensare che questo crollo delle presenze che rileva in campo sia più da imputare al caldo torrido dello scorso anno e non solo, diciamo così, all'azione insetticida, che pur c'è stata, per carità. Questo, se ci pensate bene, è una cosa che può essere anche abbastanza spiegabile, nel senso che lo Scaphoideus titanus è un cosiddetto insetto da 45esimo parallelo. Anzi, adesso si sta spostando verso il 50esimo parallelo, ha troppo caldo qua, si sta spostando a nord. Comunque, certamente è un insetto che non è un insetto da ambiente torrido. Quindi non è affatto escluso che le situazioni, le temperature dello scorso anno abbiano avuto un peso non indifferente sulla dinamica della popolazione dell'insetto. Tutto bene comunque, ne abbiamo meno, questa è la cosa che conta. Ah, scusate, dicevo, c'è anche schiuse più scalari del solito. Vi porto qui un esempio, focalizzatevi solo sulle frecce, lasciate perdere tutto il resto e poi ci porterebbe lontano il ragionamento. Qui ho preso a confronto il 2023, 2022, 2021, 2020 di uno stesso vigneto all'Onigo, i dati sono stati forniti dal professor Mori dell'Università di Verona e sono dati di fenologia. Allora, quest'anno noi stiamo notando, anzi normalmente in questi 3 anni precedenti, la durata della prima, dalla prima comparsa, diciamo, della seconda età alla fine, pardon, della prima fino alla ultima durava circa 21-24 giorni. Quest'anno stiamo notando che si sta dilatando e andrà verso le 4 settimane e forse anche qualcosa in più. Quindi c'è effettivamente una scalarità che probabilmente deriva sempre dal caldo dello scorso anno, da situazioni ereditate a livello ambientale. Quello che però approfitto di dirvi è, osservate appunto queste barre qua, allora, da un lato voglio dirvi che cosa, se guardiamo ai grafici sottostanti, vedete dalla prima freccia dove c'è scritto L2 a quella dell'adulto, l'ultima, quanto diverso sia il ciclo di, diciamo, delle prime comparse dell'insetto nelle varie annate. 2022 gran caldo, partenza anticipata e chiusura. Ciclo avanzato che procede velocemente. Già al 24 di giugno praticamente avevamo i primi adulti. 2021 il ciclo invece è stato spostato in avanti, complice, come dire, un mese di maggio abbastanza freddo, c'è una correlazione abbastanza chiara. 2020 anno intermedio. Questo ve lo mostro anche per farvi capire che lo studio della fenologia è assolutamente importante e, come vedete, è molto mobile per andare a individuare poi dopo le date ottimali per i trattamenti. Quella del 2023 che vedete riportata qua sopra sembra essere un anno intermedio tra la precocità del 2022 e i ritardi, diciamo così, del 2021. Mi serviva solo per dirvi questo. Una novità che abbiamo introdotto nel decreto è fare riferimento alle finestre di intervento. Noi sappiamo che abbiamo delle sostanze che sono in grado di fare il loro lavoro, ma certamente devono essere impiegate e utilizzate in precisi momenti. Per cui abbiamo dettato questa definizione di finestre di intervento vincolanti, cioè in buona sostanza abbiamo stabilito che attraverso i bollettini fitosanitari comunichiamo qual è la data di inizio e la data di fine entro il quale devono essere eseguiti i trattamenti. Qui ci sono le date che sono state definite per la zona infestata, quindi il primo trattamento in ambito di difesa convenzionale del 16 al 26 e il secondo l'abbiamo diramato giusto l'altro giorno dal 27 al 7 di luglio.
Per la difesa biologica l'avevamo anticipato dal 9 al 19 giugno e poi a 7-10 giorni di distanza, primo e secondo interventi richiamati. Nella zona cuscinetto semplicemente un trattamento in meno, tutto qua, ma i periodi sono quelli che vedete riportati. Queste date qua da dove le ricaviamo? Dallo studio della fenologia. Questa è la fenologia di mercoledì. Al 20 di giugno questo era lo stadio in 8 situazioni dove vengono svolte studi di fenologia, grazie alla partecipazione attiva dell'Università di Padova, del professor Mori, del professor Duso, del CREA di Conegliano e ai nostri collaboratori che ricavano questi elementi. Da qui possiamo vedere che cosa? Barre gialle sono le dominanti, diciamo, a livello percentuale sulla scala da 0 a 100. In buona sostanza identifica che cosa? Che all'inizio di questa settimana, durante questa settimana, noi siamo in una fase di terza età prevalente. La terza età prevalente idonea per l'esecuzione del primo intervento e infatti 26 giugno scade lunedì. Dopodiché, con le previsioni, evidentemente ci troveremo a distanza di 7-10 giorni in quarta età prevalente ed è il momento idoneo per fare il secondo intervento. Altra novità che abbiamo introdotto nel decreto è stato quello di andare a definire delle sostanze ammesse. Nel senso, cioè, nel decreto abbiamo dato libertà di impiegare una qualsiasi delle sostanze che sono riportate nelle linee tecniche, più il caolino in difesa biologica, come corroborante tuttavia, non come prodotto fitosanitario, perché non c'è ancora alcun prodotto a base di caolino registrato come tale. Questo è l'aggiornamento al 15/6. Come sapete, gli aggiornamenti in materia di difesa, di prodotti fitosanitari sono abbastanza ricorrenti, quindi bisogna sempre fare riferimento alla data di aggiornamento riportata. Tuttavia, attraverso i bollettini, noi siamo andati oltre quelle che sono le sostanze ammesse e siamo andati a raccomandare delle sostanze relative a quel posizionamento per garantirci, in base agli elementi che conosciamo già, sugli studi che sono stati fatti lo scorso anno sulle prove di contenimento contro lo Scaphoideus, ci siamo permessi di dare delle raccomandazioni dagli elementi che abbiamo appunto ricavato in campo lo scorso anno e che sono qui riportate. La stessa cosa l'abbiamo fatta per la zona cuscinetto. Bene, io sono arrivato praticamente alla fine, vorrei solo dire però che la Regione non si occupa solo di obblighi, sanzioni, e voglio mettere in risalto anche un importante compito non solo di promuovere ma anche di sostenere quella che è l'attività di formazione e di divulgazione di viticoltori e tecnici nel quale siamo direttamente coinvolti in modo anche abbastanza massiccio. Ma soprattutto stiamo sostenendo, diciamo, della ricerca, degli studi. Si sono appena conclusi quelli avviati nel 2020, FDNO, prove di contenimento, sono state presentate prove di contenimento a fine gennaio, FDNO la settimana scorsa proprio a Veneto Agricoltura, e prossimamente verranno anche divulgati i riscontri, lavori importanti. Ricordo quanto ha già accennato l'assessore in apertura, nel 2021 l'istituzione del tavolo tecnico scientifico regionale, nel cui seno è nato il piano di azione triennale contro la diffusione, ben dotato da un punto di vista finanziario, il quale ha messo in campo 4 nuovi progetti di ricerca e sperimentazione. Sono coinvolte tutte le università, diciamo che hanno parole in capitolo sulla materia flavescenza dorata e Scaphoideus titanus. Vari progetti quindi che tendono ad andare oltre ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza. Il potenziamento di tutte le attività già in essere, quindi dei monitoraggi, alle azioni di vigilanza e controllo, e l'individuazione di misure per la prevenzione dei danni e la costituzione e il rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione. C'è inoltre un progetto per il rilevamento capillare dell'incidenza della flavescenza su tutto il territorio che sta per partire, che prevede il rilievo dell'incidenza su 3.097 parcelle vitate in regione. Insomma, si sta facendo un sacco di lavoro. Vi ringrazio, io mi fermo qua. Grazie Sergio per il tuo intervento molto preciso e dettagliato con tutto quello che dovrebbero sapere gli imprenditori agricoli, come ha detto l'assessore, per affrontare con attenzione, competenza e professionalità questo problema. E
Concludiamo la giornata con 2 testimonianze dirette sul campo di come è attualmente la situazione, che tu ci hai presentato a grandi linee, diciamo a livello regionale. Appunto 2 interventi di Giuseppe Rama per l'area del Soave e di Silvia Liggeri per l'area del Prosecco, che appunto ci racconteranno come è la situazione attuale. Quindi darò subito la parola al dottor Rama della cantina di Soave. Prego, Sì, dottor Rama. Buongiorno a tutti, condivido lo schermo, spero che si veda e lo metto in presentazione totale. Ok, tutto, si vede, se mi fa un cenno? Sì, si vede. Sì, benissimo, grazie. Vi chiedo di cercare di restare nei circa 10 minuti per riuscire a concludere nei tempi previsti e lasciare anche il tempo magari a qualche eventuale richiesta o domanda. Grazie. Va bene. Sì, velocissimamente. Infatti a me è stato chiesto, la relazione doveva essere presentata da Igor Gradic, direttore del Consorzio di tutela, ma è impegnato per un improvviso impegno, per un imprevisto, quindi ha dato a me la facoltà di presentare. Velocissimamente una fotografia di quello che è successo e quando siamo partiti con il problema flavescenza, cosa abbiamo messo in atto che può servire magari come esperienza nostra personale che è da ripetere in qualche altro comprensorio e quello che stiamo facendo, che pensiamo di fare domani. È inutile ricordare cos'è il territorio del Soave, quindi uno storico territorio viticolo collinare, purtroppo però caratterizzato da un elevato frazionamento, le difficoltà di coltivazione e nel nostro caso anche una marginalità per le aziende agricole che in questa fase non è così euforica. Questo tutti elementi che possono indurre e possono stimolare il viticoltore a far, diciamo, a non seguire attentamente le indicazioni che abbiamo dato. Purtroppo la nostra area già nel 2019 e nel 2020 avevamo già segnalato alla regione la problematica flavescenza, quindi il ripresentarsi della flavescenza e la regione stessa appunto ci aveva interessato il nostro territorio nel 19 e nel 20 ai primi decreti di lotta obbligatoria. Quindi eravamo purtroppo siamo stati tra le prime. Quindi in periodo di pieno Covid, Sergio ricorderà quella sera, quel pomeriggio abbiamo fatto un convegno a Montechia con oltre 400 viticoltori presenti, i relatori appunto era Sergio Carraro e il dottor Mori, appunto, per fare il punto della situazione dopo due anni di serie preoccupazioni. Io sono convinto che quindi questa è un po' la storia, diciamo, quindi quest'anno ad oggi siamo sufficientemente fiduciosi. Il repentino innalzamento delle temperature in questi giorni, cioè fino adesso non abbiamo avuto un'esplosione di sintomi, ma siamo certi che questo repentino innalzamento delle temperature farà sì che le piante ancora sintomatiche inizieranno a manifestare questi sintomi. E stiamo facendo l'impossibile appunto per la corretta diffusione delle indicazioni regionali sulle strategie di lotta e quindi le indicazioni tecniche e collaboriamo appunto con nel monitoraggio nelle nostre zone storiche di focolaio. Quello che ha implicato questa malattia nel nostro territorio sicuramente una riduzione della capacità di produzione, quindi già l'anno scorso, favorito forse anche dalla siccità, ma come cantina o come territorio ci siamo accorti che se arriva la flavescenza e arriva in modo importante, in cantina, in vendemmia te ne accorgi tanto.
Abbiamo problematiche paesaggistiche, quindi anche qua, come in altre zone regionali, appunto la fragilità dei territori, quindi anche questo è stato un ulteriore elemento di massima preoccupazione. Delle implicazioni, quando arriva questa fluorescenza, delle implicazioni anche sociali sulla redditività delle aziende, perché chiaramente quelle aziende che non producono o che producono poco risentono, e quindi tendono a essere ancora meno stimolate a portare avanti quelle azioni che noi abbiamo cercato e che stiamo cercando di mettere in atto, appunto partecipando anch'io personalmente al tavolo tecnico regionale, e quindi nel diffondere queste indicazioni. L'eliminazione delle piante sintomatiche, come diceva prima il dottor Carraro, è l'unica vera strada che noi abbiamo visto essere elemento fondamentale quando arriva la problematica. Togliere le piante abbandonate delle ex superfici vitate, ma nel nostro caso attualmente abbiamo pochi casi e come diceva Sergio prima, li abbiamo anche ben gestiti, quindi su questo siamo abbastanza tranquilli. I trattamenti insetticidi obbligatori, ripeto, noi li abbiamo chiesti ancora dal 2019 ed effettivamente dal monitoraggio che stiamo portando avanti un deciso calo di individui negli ultimi anni lo stiamo vedendo. Il calo di individui presenti di Scaphideus non è direttamente, cioè non è immediato con il calo di piante sintomatiche, perché noi sappiamo che spesso e volentieri la pianta infettata manifesta il sintomo anche dopo 1, 2, 3 anni. L'estirpo immediato, ok, il rinnovo dei vigneti, anche qua è stata presa l'occasione anche nel stimolare i viticoltori che quando un vigneto comincia ad avere un importante numero di fallanze è inutile continuare a coltivarlo, ma è consigliabile approfittare dei contributi per sostituirlo il vigneto. A supporto appunto sempre di comune accordo e in collaborazione con la Regione Veneto, quindi l'Osservatorio Malattie delle Piante. Questa è una delle foto che ricordo di aver presentato io personalmente al convegno del 2021, dove i viticoltori avevano iniziato le timide, io le avevo chiamate allora le timide capitozzature. No, non è la strada. Cioè, se diciamo di capitozzare, tutte le piante devono essere capitozzate, non solamente qualcuna per ottemperare all'obbligo, per ottemperare al decreto. Perché? Perché chiaramente se non lo si fa, e questo lo stesso vigneto 2 anni dopo, capite che lo si vede molto bene, il giovane impianto è lì in fondo, il giovane impianto è quest'anno in produzione, ma il vecchio impianto davanti. Capite che questa foto è scioccante per il viticoltore che se non vuol capire l'importanza di togliere, eliminare immediatamente la pianta sintomatica, deve far riflettere sicuramente. E su questo purtroppo abbiamo avuto anche dei casi su vigneti anche giovani, cioè vigneti di 6-7 anni colpiti in modo importante, e quindi anche qua è l'unica vera strada. I viticoltori dell'area di focolaio l'hanno capita. Quest'anno è una foto di febbraio-marzo di quest'anno. Vediamo come sono partiti in modo deciso nel sostituire e nell'eliminare quelle viti che avevano capitozzato secondo decreto nell'estate scorsa. Quindi ecco, quello che mi permetto di insistere è proprio questo, quello che stiamo portando avanti nel territorio è proprio insistere con il viticoltore nel far capire con il ruolo importante della cooperazione, il consorzio di tutela, chiaramente l'area del Soavese, appunto il gruppo di lavoro, la commissione tecnica che tutti i martedì o anche questa mattina straordinariamente per il discorso flavescenza ci troviamo. Tutto il territorio deve far quadrato. Noi siamo
sufficientemente tranquilli, diciamo, in quello che abbiamo fatto, in quanto abbiamo coinvolto tutti, distributori, terzisti, portatori di interesse proprio. Deve essere un'azione coordinata e quindi una risposta di sistema. Quando si parlava prima che la regione Veneto è un bel esempio, chiaramente penso che il nostro territorio ne è stata la prova. Grande effetto l'abbiamo avuto l'anno scorso grazie all'osservatorio, quando siamo passati con il consorzio di tutela a fare le comunicazioni di segnalazioni tramite il consorzio, quindi rendendole semi-anonime, quindi non con la firma del viticoltore confinante. Questa è stata un'altra arma importantissima per stimolare ed eliminare le zone o i vigneti un po' più a rischio. La diffusione delle informazioni l'ho ribadito, quindi e ribadisco il concetto tanto caro al direttore del consorzio, che è il comprensorio che deve percepire la criticità. Quello che facciamo domani, cioè quindi quello che abbiamo fatto domani, quindi dobbiamo continuare in questa presa di coscienza. Purtroppo però una cosa che abbiamo visto alle riunioni, i viticoltori che partecipano sono quasi sempre quelli. I bollettini arrivano a chi è dotato di mail, alle aziende un po' più tecnologiche, ma spesso e volentieri noi dobbiamo arrivare invece nel territorio, come si può vedere, a quel viticoltore che non partecipa tanto, quindi le indicazioni devono arrivare a tutti i viticoltori, quindi stiamo studiando delle forme per arrivare a tutte quelle aziende, anche micro aziende di 2, 3.000, 5.000 metri, che magari non sono legate alle realtà più importanti come possono essere le nostre. Quindi nelle zone più marginali dobbiamo rinnovare per cambiare, quindi migliorare questi sistemi di comunicazione, appunto, e questo mi auguro che favorisca anche una crescita culturale, in quanto il viticoltore, non dimentichiamoci che è colui che presidia il territorio, quindi senza il viticoltore, quindi dobbiamo far crescere lui, dobbiamo arrivare a lui con questo messaggio, e quindi è lui il primo interessato ad aver il vigneto pulito. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Rama per l'esperienza che ci ha portato all'attenzione che avete messo in atto in questi ultimi anni nella zona del Soave. Io adesso passo la parola alla dottoressa Liggeri, che ci racconterà cosa sta mettendo in atto e cosa ha messo in atto e cosa farà il consorzio del Prosecco nell'area molto ampia che appunto lo coinvolge. Dottoressa Liggeri, a lei la parola. Buongiorno, anch'io condivido un attimo lo schermo. Ditemi se si vede tutto a posto. Sì, si vede bene. Okay. Se vuole anche presentarlo in modalità presentazione, così si vede ancora meglio, più in grande, ma si vede già così, perfetto. Posto? Ok, allora in realtà io rappresento tutti i territori del Prosecco, quindi non racconto solo quello che stiamo facendo noi, e sarò anche molto breve. Per chiedere una puntuale aspettate che... vento forte del 3 giugno. Allora, lui mi dice 3 giugno, chiedi primo. Scusi, dottoressa Liggeri, c'è qualcuno che ha i microfoni accesi? È Tasselli. Chiedo a tutti di chiuderli, grazie. Io non riesco a chiudere, se no avrei chiuso io, ma non riesco. No, non è il suo, è probabilmente qualcun altro. Sì, dico che non riesco a disattivarlo. Allora, cosa sta succedendo nei territori? Quindi cosa abbiamo visto finora, partendo diciamo da fine maggio ad oggi?
attraverso dei progetti sperimentali in cui vengono monitorati dei punti su aree da un centinaio di ettari, quindi vedete che qua rappresento 3 aree che hanno punti di monitoraggio per gli stadi giovanili, più di 100 punti di monitoraggio in queste aree più o meno. Vedete, questo monitoraggio è al 16 del 6, quindi parliamo della scorsa settimana. Vedete che gli stadi giovanili di Scarpa d'Ostitano su rilevati sono molto bassi. E vedete ad esempio in un'area 4, 1 e addirittura 0 in una terza area. E vedete, come è già stato accennato anche dal dottor Carraro, che l'età si tratta da prima a terza età. Anche se questa settimana non abbiamo ancora riportato i dati qui, perché chiaramente, come anche ha già riportato il dottor Carraro, è la settimana del primo trattamento obbligatorio, e quindi i monitoraggi sono un po' più complicati, non abbiamo ancora tutti i dati. Comunque sono state riscontrate le quarte età e le primissime quinte età, anche se da altri rilevatori extra progetto. Questi numeri, quindi molto bassi di presenza di Scafoideus, sono stati confermati anche nei monitoraggi precedenti e anche dai colleghi delle altre aree che ho sentito questi giorni, appunto, per verificare che in tutti i territori, anche appunto extra progettuali, la situazione fosse la stessa. Quindi sempre nell'ordine delle decine, su molteplici punti, quindi appunto quei dati sono stati presentati chiaramente dal dottor Carraro, vengono confermati anche nei territori che vediamo noi, quindi riscontrata bassa presenza del vettore nei nostri territori, con chiaramente situazioni critiche che però in questo caso sono sito-specifiche e quindi con una situazione generica appunto abbastanza tranquilla. Cosa sta succedendo invece a livello di diffusione della malattia? Qui abbiamo questi progetti in coordinamento con diverse cantine sociali distribuite sul territorio che stanno effettuando un monitoraggio a tappeto di aree, dei vigneti a tappeto in aree anche qui di dimensioni che vanno dalla 60 ai 150 ettari. Il monitoraggio chiaramente dei sintomi è iniziato a metà giugno più o meno. È stata controllata a ieri circa un quinto della superficie soggetta al monitoraggio, e cosa si è visto? Che la presenza di viti sintomatiche è chiaramente, qua parliamo anche di basta una vite, è presente nella praticamente totalità dei vigneti, quindi il 97% dei vigneti abbiamo avuto riscontro di presenza di malattia, però con un'incidenza media dell'1,4%, quindi abbastanza contenuta, abbastanza bassa, sicuramente in calo rispetto al 2022, anche se di nuovo qui metto un punto di domanda, perché questa settimana mi viene riportato anche nelle aree diciamo extra progettuali, sembra che ci sia un incremento dei sintomi riscontrati, quindi anche qui appunto sono tutti dati preliminari e bisogna un attimo attendere quello che poi accadrà nelle prossime settimane. Anche quindi dal punto di vista di diffusione della malattia, generalmente la situazione sembra contenuta, ma con chiaramente situazioni critiche sempre sito-specifiche. E a proposito di queste situazioni critiche sito-specifiche, abbiamo chiaramente, come è stato detto in precedenza dai colleghi, l'attività di raccogliere e verificare le segnalazioni per poi inoltrarle al settore fitosanitario. Ad oggi tra DOC e DOCG siamo circa a una novantina di segnalazioni ricevute e in corso di verifica. Qui vedete che la percentuale chiaramente è più del 60% di queste situazioni che richiedono attenzione si fanno a vigneti abbandonati ed incolti, che nella maggior parte infatti dei casi che andiamo a verificare sono tali, mentre le segnalazioni che riguardano vigneti con evidenti problemi fitosanitari, quindi gravemente affetti dalla flavescenza, rispetto per esempio al 2022, in cui quasi la totalità di queste segnalazioni veniva effettivamente verificata come tale, quindi come situazione molto grave, quest'anno ad oggi molte delle segnalazioni riusciamo anche a non c'è il livello di gravità effettivamente non è così
ad oggi così significativo, e quindi in molti dei casi si riesce anche fortunatamente a gestire la segnalazione e a far intervenire effettivamente il viticoltore con la rimozione di magari poche piante sintomatiche che sono state effettivamente riscontrate. Quindi questa è la situazione che noi stiamo monitorando e questi sono i dati che noi ad oggi stiamo raccogliendo. Non mi dilungo oltre con le attività e con l'importanza di tutte le azioni, progetti sperimentali e operativi che stiamo portando avanti, chiaramente nei diversi territori. Mi fa molto piacere vedere che siamo tutti allineati e vedremo cosa succederà appunto nelle prossime settimane, quando andremo effettivamente a sovrapporre i dati di diffusione della malattia e dell'insetto, ma ad oggi questa è la situazione, i dati preliminari sono questi e questi sono quelli che io vi ho presentato. Grazie. Ringrazio la dottoressa Liggeri per la sua presentazione e per essere stata anche molto concisa. Chiedo al collega Stefano Barbieri di come possiamo ora, diciamo, regolare meglio le eventuali interventi o le richieste di magari domande, interrogativi verso i relatori. Beh, non siamo in tantissimi, potete usare benissimo la funzione che avete in basso di alzare la mano, oppure, visto appunto che non siamo in tantissimi, se cercate di intervenire chiedendo la parola, ecco, facciamo con semplicità queste richieste o considerazioni che volete fare a seguito delle relazioni. Ok, grazie. Allora se qualcuno vuole intervenire può diciamo, alzare la mano con la funzione, c'è un tasto reazioni, oppure attivando l'audio, presentandosi prima di tutto, così sappiamo chi sta intervenendo e rivolgendo delle domande o delle questioni ai relatori. Buongiorno, Vettorello, Coldiretti del Veneto. Buongiorno, dottor Vettorello. Bene, allora ci sentiamo. Se ti metti anche in video così, se possibile. Sì, non è che ne guadagniamo troppo. Va bene. Dica pure. Ecco qua. No, nel senso che anche un video un po' si vede. Ok, no, beh, era giusto per dare evidenza. Buongiorno a tutti e complimenti per la giornata, sempre utile e molto interessante. Io pongo un tema che non richiede una risposta, ma che, così come dire, pongo una considerazione, una riflessione, partendo dalle parole dell'assessore e arrivando a ciò che, rispetto alla flavescenza dorata, a ciò che diceva anche Carraro nella sua lunga disamina. Purtroppo mi sono perso i due interventi adesso dei due consorzi zone, quindi non so se è già stato affrontato. C'è in arrivo, abbiamo capito, la deroga sul clorpirifos. Mi sembra che i due trattamenti obbligatori andranno a esaurirsi prima che arrivi il prodotto. Credo e pongo una riflessione sull'opportunità di dare quei bollettini o in generale i tecnici che si occupano quotidianamente di questo problema. Credo sarebbe bello, utile, in modo da orientare, da dare un'informazione precisa ai produttori sull'uso che eventualmente va fatto o non fatto in quest'epoca del prodotto, perché credo che attorno a questa deroga abbiamo capito che c'è stato un po' di, insomma, molte discussioni e si è complicato molto. Credo sarebbe utile se nei prossimi giorni, quando sarà il momento, deciderete voi, venga data un'indicazione precisa in questo senso. Ecco. Volevo poi aggiungere una piccola chiosa, vedo adesso anche il dottor Dalla Bianca che è in video, che ho segnalato e so che c'è una certa preoccupazione, che molti hanno segnalato prima di me, per quanto riguarda una presenza abbastanza significativa di peronospora su foglia e talvolta anche su grappolo,
anche sul convenzionale nel comprensorio, nella parte meridionale del Veneto, diciamo, verso il Friuli Venezia Giulia. Quindi segnalo questa cosa perché so che per molti è una preoccupazione. Grazie. Grazie a lei. Allora, sì, sono appunto un'osservazione che non prevede una risposta, ma sarà compito poi, a meno che Lucio non voglia. No, scusate, innanzitutto per dire che Sergio mi ha lasciato qui a sostituirlo perché ha avuto un impegno improvviso, ha dovuto appunto interrompere il collegamento. Sulle due questioni rispondo molto velocemente per quello che posso dire oggi. Parto dall'ultima segnalazione, cioè della necessità di questa richiesta di un utilizzo appunto per il controllo della peronospora della possibilità di fare ulteriori trattamenti. Mentre eravamo in video, posto che fino ad oggi le richieste c'erano arrivate solo per le vie brevi, ho fatto in modo appunto che ci arrivi qualcosa di formale. Dovrebbe arrivarmi, auspico, in mattinata, dopodiché noi provvederemo subito allineandoci, mi pare, con quanto hanno già previsto altre regioni attigue, cioè il Friuli in particolare e l'Emilia Romagna, e quindi consentendo la possibilità di ulteriori 2 trattamenti con le 3 molecole che credo siano oggetto di richiesta, cioè il Folpelt, il Ditianon e l'altra molecola che adesso non ricordo. Per quanto attiene invece la questione annosa, ormai direi iper trattata del clorpirifos, noi stiamo aspettando la risposta ufficiale che dovrà arrivare dal Ministero della Salute, cosa che da quanto mi anticipano seguirà l'iter ordinario, per cui si ipotizza tra fine mese, se non addirittura a inizio luglio. Quindi fate tutta una serie di considerazioni, come già anticipava l'assessore. Noi abbiamo già adottato le nostre strategie di lotta che Sergio prima vi ha illustrato, a prescindere dalla possibilità di utilizzo di questa molecola o di altre che erano state a suo tempo richieste, vista appunto anche l'avanzamento e la difficoltà di arrivare ad dunque su questo argomento. Detto questo, noi quando arriverà sicuramente coinvolgeremo i vari attori della filiera. Sapete che c'è questo tavolo tecnico mirato sulla flavescenza per capire quali sono un attimo gli orientamenti, ma l'idea che vi posso già anticipare è quella che lo metteremo come prodotto disponibile, certo non sarà considerato come uno dei prodotti che stiamo raccomandando. E per ora mi fermerei qui in sostanza. Grazie Lucio. Ti chiedo solo se puoi quanto prima farmi avere anche le slide di presentazione di Sergio, perché poi le metteremo a disposizione nel sito, così come anche lo chiedo al dottor Rama e alla dottoressa Lizzeri. C'è qualche altro intervento? Il mio orologio segna mezzogiorno e 1 minuto, quindi siamo perfettamente nei tempi che avevamo previsto. Se non ci sono altri interventi, domande per i relatori, io aspetto ancora 1 minuto, poi dopo credo che chi voleva intervenire lo poteva fare. Andrei verso la chiusura, magari restituendo la parola alla dirigente dell'unità organizzativa Economia e Comunicazione, dottoressa Liviero. Beh, direi allora che se non ci sono domande possiamo chiudere questo primo incontro. Ci diamo appuntamento e contiamo di farlo in presenza il secondo incontro qui a Legnaro, come di consuetudine, per fine agosto. Insomma, adesso vediamo a seconda di come va, di come procede la maturazione in vigneto, sempre con il supporto dei
dei colleghi, del CREA, dell'ARPAV, eccetera, vediamo un attimo di definire quanto prima la data del